Riparte dal campionato Under 17 provinciali il weekend della Wii Sport. Ben ritrovati amici sportivi, siamo alla 12ª giornata e dal Pietro Cangemi di Torregrotta è derby tra il Città di Torregrotta e la Villafranca Messana. La formazione di mister Romano nell'ultimo turno ha pareggiato per 1-1 contro il Gescal. Dall'altra parte invece quella di mister Fodi ha liquidato la Pratica Salina con il netto risultato di 10-2. Protagonisti grazie alle nostre grafiche in campo. Vediamo l'11 scelto dalla Villafranca Messana con Basile, Mazzeo, Rizzo, Messina, De Salvo, Candela, Farruggio, Amato, Maddalena, Gemellaro, Ruggeri. Questi gli 11 scelti da mister Fodi, maglia bianca, inserti rossi per quanto riguarda la Villafranca Messana. Dall'altra parte in rosso-blu classico, i padroni di casa della Città di Torregrotta. Sembra essere tutto pronto per iniziare, tanta attesa al Pietro Cangemi per questa sfida. E la Villafranca Messana a dare il via all'ostilità attaccando da sinistra verso destra, viceversa il Città di Torregrotta che ci prova subito con la conclusione da parte di Insana. Il suo tentativo dopo 2 minuti finisce ampiamente alto. Dall'altra parte la prima scossa invece la dà Maddalena con questo cross in area di rigore per il compagno. L'uscita da parte di Bella Macina che fa suo il pallone. Al terzo minuto sarà ancora una volta però Insana a provarci. Il tentativo dalla lunghissima distanza e facile preda del portiere Basile. Arriviamo al 10° minuto, c'è un calcio punizione per la Villafranca Messana. Sul punto di battuta c'è lo specialista Gemellaro. Stavolta però il suo tentativo con il destro non è dei migliori. 13°, nuovamente il Città di Torregrotta in avanti, bel cross dalla destra girata da parte di Azzara. Pallone che finisce alto sopra il legno difeso da Basile. Dalla sinistra stavolta ci prova il Città di Torregrotta. La sfera arriva a Saporita, conclusione con il destro, sfiora solamente la traversa il numero 4. 31°, ancora il Città di Torregrotta, nuovamente dalla destra, bella penetrazione, pallone all'indietro del tentativo di tiro. La sfera arriva nuovamente a Saporita che ci prova. Basile allontana e poi spazza la difesa della Villafranca Messana. 33°, prova a ripartire invece in contropiede Ruggeri. Lo fa benissimo perché qui riesce a temporeggiare. Salta di netto l'avversario sottile. Ancora Ruggeri in area di rigore, va col destro, lo cicca clamorosamente. È un buon momento per la Villafranca Messana che ci riprova poco dopo. Qui un fallo, il calcio punizione decretato dal direttore di gara. Poi succede di tutto e nel parapiglia l'arbitro decide di espellere il numero 6 Paone. Resta in 10 Città di Torregrotta. La Villafranca Messana ha subito il calcio punizione per provare a sfruttare la superiorità numerica e lo farà con la pennellata del solito Manuel Gemellaro. 0-1 al Pietro Cangemi. Ha segnato il numero 10, ha segnato Manuel Gemellaro ed è subito vantaggio per la Villafranca Messana che da pochi secondi è anche in superiorità numerica. Attenzione però perché il Torregrotta non si arrende. La conclusione qui viene parata da Basile sul tentativo dalla distanza da parte di Azzara. Poi c'è un fallo e allora proprio al 4° minuto di recupero del primo tempo ci sarà Grosso sul punto di battuta. Il calcio punizione del Città di Torregrotta parte col mancino. Grosso beffa Basile ed è 1-1 proprio allo scadere del primo tempo. È successo di tutto, una partita nemmeno troppo spettacolare amici della Wii Sport fino all'espulsione di Paone e poi il calcio punizione di Gemellaro e quello di Grosso. Si conclude così il primo tempo 1-1 tra Città di Torregrotta e Villafranca Messana in questo derby che si apre con Grosso che trova la traversa a inizio secondo tempo. Nonostante l'inferiorità numerica il Città di Torregrotta sfiora la doppietta con il proprio numero 3 che trova solamente il legno a dirgli di no. Primo cambio per la Villafranca Messana nel momento di Fiumana. Saranno proprio i ragazzi di mister Fodi a provarci. Bello qui il pallone in verticale, viene messo giù nel giocatore della Villafranca Messana da Bertino, probabilmente fuori area, ma per l'arbitro è espulsione da ultimo uomo e conseguentemente calcio di rigore. Resta in 9 il Città di Torregrotta. La Villafranca Messana ha dunque la ghiottissima occasione di trovare il gol con Manuel Gemellaro che non sbaglia su calcio di rigore e con questa doppietta regala il nuovo vantaggio alla Villafranca Messana nel segno del numero 10 Manuel Gemellaro, prima su calcio di punizione e adesso con il penalty vincente. Un calcio punizione ancora per la Villafranca Messana, tentativo in girata da parte di Rizzo. Il pallone però finisce sul fondo al 52°, fuori Messina, dentro Cantante. Queste le mosse di mister Fodi che poco dopo farà uscire Candela al suo posto a mirata. Attacca ancora però la Villafranca Messana che adesso, forte della superiorità numerica, prova a trovare il definitivo 3-1. Qui la conclusione però da parte di Farruggio viene messa sopra la traversa da Bella Macina. Ancora Gambi, entra Patanè nelle file della Villafranca Messana, ma l'occasione ghiottissima ce l'avrà il Città di Torregrotta con il neoentrato Trovato che va in area di rigore, va col destro. Basile riesce a intervenire, poi pasticcia la difesa della Villafranca Messana. Ancora Trovato a tu per tu con Basile che gli dice di no, regge il 2-1 per la Villafranca Messana. Gran Basile
A dire di no al numero 20 Trovato. Occhio ancora alla formazione di Mister Foti che entra in area di rigore dalla destra. Un batti e ribatti alla fine. La conclusione provata dal numero 8 Amato, che non riesce a trovare il gol del 3-1. Continuano i cambi nella Villafranca Messana. E il momento di Mundo al 65esimo invece ci prova Rizzo. Bella macina. Mette sopra la traversa con questo colpo di Reni il gol del possibile +2. Ancora Villafranca Messana con i noi entrati. Qui è Bonfiglio che allarga sulla destra dove c'è Farruggio. Ancora Farruggio col destro. Bella macina in due tempi. Riesce a far sua la sfera. Ultimo giro d'orologio al Pietro Cangemi. Attacca ancora la formazione di Mister Foti dalla sinistra. Bello lo scambio che mette dentro il cross di Rizzo. Il colpo di testa da parte di Fiumara finisce fuori. E di lì a poco arriva anche il triplice fischio da parte del direttore di gara, che mette fine alle ostilità. Vince la Villafranca Messana il derby per 2-1 contro il Città di Torregrotta nel segno di Manuel Gemellaro. Un cordiale saluto amici della Wii Sport da Antonio Caroè, che vi rimanda come sempre alla prossima.